Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Partiamo subito dalle competizioni europee di calcio, in quanto nella scorsa settimana si sono giocati gli ottavi di finale di Champions League con la Juventus che ha pareggiato 1-1 in casa del Villarreal. Una partita che si era subito messa bene per la squadra bianconera, che era andata in vantaggio per 1-0 addirittura dopo 30 secondi. E i 30 secondi è il tempo che è bastato a Dusan Vlahovic per segnare il suo primo gol in Champions League. Alla fine la squadra spagnola è riuscita a trovare il pareggio, ma siamo sicuri che può essere di bene auspicio per la partita di ritorno questo risultato. Sconfitte invece in Europa League, il Napoli che in casa contro il Barcellona ha perso per 2-4, una partita senza storia, al contrario dell'andata che era terminata sul risultato di 1-1, che ha visto il Barcellona prendere subito il largo e non voltarsi più indietro. Sconfitta anche nel risultato aggregato per la Lazio, che al ritorno in casa ha pareggiato 2-2 col Porto. Una Lazio molto sfortunata perché ha colpito ben 3 legni e ha trovato il 2-2 solo al 92esimo minuto. Nonostante questo, la squadra biancoceleste ci ha provato fino alla fine, ma senza trovare il gol del 3-2 che gli sarebbero valsi i tempi supplementari. Vittoria invece netta per l'Atalanta che ad Atene contro l'Olympiakos vince per 3-0 e bissa il risultato dell'andata. Atalanta che quindi si troverà ad affrontare i tedeschi del Bayer Leverkusen. Invece nella terza Coppa Europea, la Conference League, la Roma, che era già qualificata agli ottavi, dovrà vedersela contro la squadra olandese del Vitesse. Passiamo ora al campionato di Serie A. Nella giornata di venerdì ci sono stati subito due risultati stupefacenti. Infatti il Milan ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese, una partita ricca di polemiche, in quanto, dalle immagini, sembra che il secondo gol della partita, e cioè il pareggio dell'Udinese, sia arrivato direttamente con un tocco di mano. Anche dalla mimica facciale del giocatore stesso bianconero, che si è dimostrato sorpreso dopo l'assegnazione del gol. Quindi Milan che è andato a protestare direttamente con i suoi dirigenti nel dopopartita, ma purtroppo il risultato sul campo rimane quello del pareggio. Pareggio che è arrivato anche nella serata di venerdì ad opera del Genoa contro l'Inter, un pareggio per 0-0 che ha costretto l'Inter a non segnare il sorpasso rispetto al Milan in classifica. Ad approfittarne di tutto questo è stata la Juventus che ha battuto in un pirotecnico 3-2 l'Empoli ad Empoli, sempre protagonista Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo infatti ha segnato una doppietta e possiamo dire che è già ad oggi il miglior giocatore della squadra bianconera. Ma arriviamo ad un'altra partita ricca di polemiche, cioè Spezia-Roma. La partita è terminata sul risultato di 1-0 per la Roma, una vittoria molto importante per la squadra giallorossa e arrivata dopo un'ottima prestazione, ma che si stava trasformando in una beffa. Infatti, i giallorossi, nonostante fossero in 11 uomini contro 10 da fine primo tempo, non riuscivano a trovare la via della rete. Sono stati anche qui 3 i legni colpiti da 3 giocatori diversi della squadra romanista e solo al 99esimo l'arbitro ha segnato un calcio di rigore per un calcio al viso dell'attaccante romanista Zaniolo. Qui è stato freddissimo l'attaccante inglese Tammy Abraham che ha tirato un rigore perfetto e che nonostante il portiere abbia indovinato il lato non è riuscito a parare. Quindi risultato che gli permette di rimanere in scia della Juventus e dell'Atalanta per il quarto posto. Atalanta che ha battuto per 4-0 la Sampdoria con una stupenda prestazione di Koopmeiners. Infatti il centrocampista olandese ha segnato ben 2 reti. Ma arriviamo al big match di giornata. Era molto attesa la sfida tra Lazio e Napoli a Roma.
Il Napoli è riuscito ad andare in vantaggio ad inizio secondo tempo con un fantastico gol del suo capitano Lorenzo Insigne, che da fuori area ha trovato l'angolino basso con il suo destro. Primo gol segnato su azione per il numero 10 napoletano, che finora aveva segnato soltanto su calcio di rigore. La Lazio era riuscita poi a pareggiare la partita con uno splendido gol al volo di Pedro. L'attaccante spagnolo aveva colpito di sinistro da fuori area su respinta dopo calcio d'angolo all'89esimo minuto. Ma, come nei migliori film, la partita non era ancora finita. Infatti, al 93esimo, il centrocampista Fabian Ruiz ha trovato uno splendido sinistro a giro che è andato ad insaccarsi all'angolino. Napoli che così si ritrova ora in testa alla classifica, appaiato al Milan e con 2 punti di vantaggio sull'Inter che però ha una partita in meno. Nella prossima giornata, domenica sera, ci sarà lo scontro diretto tra Napoli e Milan, che credo possa decidere le sorti di questo campionato. Terminiamo ora con la Formula 1, in quanto sono state presentate tutte le monoposto della prossima stagione e soprattutto ci sono state le prime 3 giornate di test. La Ferrari si è subito dimostrata molto competitiva ed è stata anche la macchina che ha percorso il maggior numero di giri e quindi di chilometri, dimostrando l'affidabilità della vettura che non ha riscontrato nessun problema. Nell'immagine qui accanto potete vedere come sono cambiate le monoposto, in particolare il cavallino rampante, per questa stagione. Infatti si è deciso di puntare sulle vetture ad effetto suolo, con le gomme parzialmente ricoperte. Spero che vi piaccia questa immagine e ditemi cosa ne pensate. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima, pronti a raccontarvi lo stupendo big match Milan-Napoli e il derby della Madonnina in Coppa Italia. Ciao a tutti!